La seconda grande cosa su cui dobbiamo agire per prepararsi all'esame è questa: l'organizzazione. È una cosa, guardate, fondamentale. Non c'è esame, non c'è sfida, non c'è percorso scolastico che si realizzi in maniera positiva senza questa cosa qua. L'organizzazione. Sapete quanto manca all'esame di terza media? Quante settimane? Giorni, ore, minuti, secondi? No. Manca pochissimo. Una persona che si organizza è una persona che innanzitutto sa quali materie deve preparare. Guardate, sapete quante volte mi capita di manca un mese, manca una settimana all'esame di terza media o altri tipi di esami, arrivano gli studenti e dicono: ok, cosa devi fare? Com'è l'esame? Cosa devi fare? Boh. Come boh? Le persone alle volte non sanno quali materiali servono, cosa devono studiare, quali capitoli, quali argomenti, quali sono le modalità d'esame per cui una persona deve sostenere, le prove. Non sanno assolutamente niente. Benissimo, questo è il punto di partenza. Dobbiamo prendere tutte quelle informazioni là, perché sulla base di quelle informazioni io posso programmare il mio comportamento e pianificarlo nel tempo. Per farvi capire che se una persona pianifica le attività nel tempo, arriva preparato e sa gestire l'imprevisto, perché gli imprevisti saranno pochi. Ma se una persona fa quello che spesso fanno gli adulti, procrastina, ritarda, rimanda sempre le cose, le attività, non le programma per tempo, arriverà un momento in cui le cose, anche le piccole cose, anche quel granello di polvere che era in soffitta, che per caso se qualcuno passava lo vedeva, che è una cosa da niente, diventa una cosa enorme. E se io sono di fronte a una cosa enorme, prendo paura. Ma se io prendo paura, mi permetto di prendere paura, cosa succede al mio cervello? Si chiude. Perché l'emozione, ancora una volta, è più forte dell'aspetto razionale. L'emozione mi distrugge la memoria, mi distrugge il ricordo, mi impedisce di agire nel mondo. E quindi l'organizzazione serve anche a questo, a gestire l'ansia, proprio a gestire le proprie attività.